Nastri e Chiaveri s'addima una fiumana bella, e del suo nome lo titolo del mio sangue fa sua cima. Con il suo spettacolo non poteva non partire dalla nota terzina in cui Dante Alighieri racconta l'incontro con Papa Adriano V dei Fieschi nel XIX canto del Purgatorio, l'attore genovese Maurizio Lastrico, ma con lo stesso stile narrativo arcaico ha raccontato aneddoti comici della vita di tutti i giorni, intrattenendo il numeroso pubblico presente e assieppato lungo l'Entella per una serata all'insegna del sommo poeta e del divertimento. Rincorsi la corriera con premura, quando ecco che mi chiama un panca bestia. Più di me avea gobba la postura, una birra della Lidl nella mano e fra denti varie specie di verdura, eccetera eccetera. Nel mio intendimento c'è quello di fare un omaggio a Dante, i passaggi di Dante nelle nostre terre, collegarlo al mio lavoro sulla Divina Commedia più modesto e diciamo più goliardico, un omaggio anche al dialetto, all'uso del volgare eccetera, e poi questa è la parte che ci metto io, vediamo il pubblico, i chiavaresi, qui c'è nata mia mamma, spero che mi trattino bene insomma. Una serata scandita da molti applausi e risate in cui non è mancata la musica con Angelo Minoli e Andrea Volpani e la camerata musicale ligure. Sul palco nel finale anche i sindaci di Neirone, Cogorno e Chiavari che si sono esibiti sulle note di Ma sai che penso. Sullo sfondo il placido scorrere dell'Entella, una presenza silenziosa che però non ha mancato di suscitare qualche preoccupazione prima dello spettacolo a Lastrico. Cos'hai dietro? La fiumana bella. Perché lui lo chiamava Lavagna però ho scoperto, però il fiume è Entella. Secondo te qua devo dire Entella o Lavagna per non far arrabbiare la gente? Entella assolutamente. Allora il fiume Entella, perché lì nella parafrasi mi ha scritto fiume Lavagna, avevo un po' paura, avevo. Allora è meglio chiederlo alle prof forse. Oh cazzo, qua siamo leggermente campanilisti, non tanto in questi posti qua, è vero, è vero.